È il sussurro della fede, narrato dalla voce dei pellegrini, quello che da alcuni giorni si è riaffacciato nella Basilica del Santo, dove la comunità dei frati minori conventuali, custodi delle spoglie mortali di Antonio e della sua devozione, sono lieti di tornare ad accogliere fedeli e devoti. Piccoli gruppi parlano in italiano, qualcuno anche in lingua straniera. 600 i devoti che a mezzogiorno dell'ultima domenica di maggio erano già transitati alla tomba di Antonio per poi sfilare dinanzi alla cappella delle reliquie. La basilica è pronta ad accogliere fedeli, pellegrini e camminatori. Da domenica 30 maggio ai 350 posti a sedere interni si sono aggiunti 150 posti nel chiostro del noviziato, dove sono stati allestiti 2 maxi schermi. Sabato 12 e domenica 13 giugno se ne aggiungeranno altri 200 sul sagrato. Al via anche la tredicina, momento di preghiera e riflessione in preparazione alla festa del Santo, dedicata in quest'anno di rinascita alla famiglia, fede e anche arte. Dal mese di giugno l'Arciconfraternita del Santo accoglierà pellegrini e curiosi nella Scoletta, loro sede storica dal 1427, con visite guidate su prenotazione per massimo 19 persone tra fede e devozione alla scoperta di uno scrigno prezioso dove Antonio è stato raccontato da maestri come Tiziano.